Seconda puntata di Insieme oltre il 2000 dedicata alla quinta edizione degli esercizi spirituali itineranti lungo il Cammino delle Dolomiti, svoltisi da venerdì 24 a domenica 26 agosto da Agordo a Canale d'Agordo nel ricordo di Albino Luciani nell'anno del centenario della sua nascita. Avevamo lasciato i pellegrini a Capanna Cimacomelle, dove il vescovo ha animato un momento di canto corale prima di riprendere il cammino. Vento che scuoti la cima del mio pino, vento che danti, che danzi la gioia tu mi porti, vento sottile. Vento sottile. Scendendo verso Canale d'Agordo, lungo la pista ciclabile che costeggia il torrente Liera, in un ambiente molto piacevole, i pellegrini hanno avuto occasione di dialogo e di scambi reciproci e dopo una breve sosta hanno potuto pregare assieme camminando con la recita del Rosario. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Giunti a Canale d'Agordo con la guida del vescovo, il gruppo è stato accolto dal parroco Don Mariano Baldovin presso la casa natale di Albino Luciani. Qui Don Mariano ha spiegato ai presenti i primi passi della vita del futuro Papa, raccontando alcuni episodi dell'infanzia. Ed è lì, nella sua, dove vi ho indicato, che Albino è stato battezzato. La mamma raccontava che quando nacque mio fratello faceva tanto freddo, un freddo insolito per quella stagione. Una brina ghiacciata copriva i prati al mattino di quel 17 ottobre del 1912. Il parroco di allora, fatto accurato esame, attestò che il battesimo era stato fatto bene. Allora il battesimo poi non si è ripetuto, come sapete, ma 2 giorni dopo, il 19, il piccolo Albino è stato portato in chiesa ed è stato completato il rito del battesimo. Lo battezzò, ma lui si riprese subito, tanto che 2 giorni dopo, il 19 ottobre, era già il fonte battesimale, dove Don Achille Ronzon completò il rito del battesimo. E Monsignor Vescovo racconta sempre che quando vedeva Don Achille gli diceva sempre che era orgoglioso di aver battezzato o di aver completato il rito del battesimo di questo piccolo bambino che poi sarebbe poi diventato sacerdote e vescovo. Ma il Pievano di allora era un mio paesano. 100 anni fa c'era un parroco qui di Lozzo, io sono di Lozzo. Così Albino ebbe la fortuna di ricevere il battesimo appena aperti gli occhi. Iniziato poi il cammino verso la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, il parroco ha quindi proposto e guidato il suggestivo canto delle litanie dei santi senza nome, padri, madri, persone che nella quotidianità della vita sono riuscite ad essere segno della presenza di Dio. Santa Vergine delle Vergini, Prega per noi. Madre di Cristo, Prega per noi. Regina di tutti i santi, Prega per noi. Santi Pietro e Paolo, Pregate per noi. San Giovanni Battista, Prega per noi. San Martino, Prega per noi.
Santi Vittore e Corona, pregate per noi. Beato Giovanni Paolo II, Prega per noi. Servo di Dio Giovanni Paolo I, Prega per noi. L'ingresso nella piazza principale di Canale è stato particolarmente festoso. I pellegrini sono stati accolti dal suono delle campane e sulla porta della chiesa il sindaco Rinaldo De Rocco ha salutato uno ad uno i partecipanti. Il parroco ha potuto quindi spiegare alcuni elementi dell'interno della chiesa, in particolare dell'altare maggiore, trasmettendo il messaggio, ad esempio, di semplicità di Papa Luciani. Noi ti ringraziamo, Padre, per i santi e le sante senza nome che sono fioriti nei nostri paesi. Fa che, incoraggiati da un così gran numero di testimoni, camminiamo con passo più generoso verso quella santità che ci hai donato e dalla quale ci chiami. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Dopo la meditazione in chiesa, il gruppo si è trasferito in Corriera Falcade presso il convitto dell'Istituto Alberghiero per la cena e il pernottamento. Dopo la cena, spazio a un momento di verifica in cui i partecipanti hanno potuto liberamente esprimere le proprie impressioni su questa esperienza prima del meritato riposo. Una parte così più personale della nostra vita l'abbiamo già fatta oggi lassù il Campigat, no? Allora non entriamo più in accenni così alla nostra vita personale, vogliamo verificare un po' l'esperienza vissuta. Allora possiamo dire qualcosa sul tema che è stato proposto, oppure sul percorso, la compagnia, i panorami, le soste, i silenzi, i dialoghi, la preghiera, il sussidio. Cioè possiamo dire quello che ci ha aiutato di più e che per noi magari è stato anche una grata sorpresa, oppure quello che magari avrebbe potuto aiutarci meglio se fosse stato curato meglio. Non dobbiamo aver paura, non dobbiamo né adularci gli uni gli altri, perché questo non serve, e non dobbiamo aver paura magari di fare qualche rilievo che aiuti a migliorare questa esperienza nei prossimi anni. La domenica mattina, dopo una semplice colazione, il gruppo si è riunito per la recita delle lodi. Così nel santuario ti ho cercato per contemplare la tua potenza e la tua gloria. Poiché la tua grazia vale più della vita, vieni a preghiamo la tua lode. Così ti pregherò finché io vivo, nel tuo nome alzerò le mie mani, mi sazierò come all'auto comico, e con voci di gioia migliorerà la mia bocca. Nel mio giaciglio mi ricordo, penso a te nelle veglie notturne. Sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene. Gloria al Padre e al Figlio, lo Spirito Santo.
Lasciato quindi l'istituto alberghiero in una mattinata nuvolosa, il gruppo ha iniziato il cammino in discesa passando per Caviola e attraversando il torrente Biois. Raggiunta la strada Cavallera, si è quindi percorso l'itinerario della Via Crucis dedicata a Papa Luciani, fermandosi a meditare in alcune stazioni, l'incontro con la Madre e la morte di Gesù in croce. Adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Raggiunto nuovamente Canale d'Agordo nel giorno del 34° anniversario dell'elezione al soglio pontificio di Albino Luciani, i pellegrini si sono riuniti assieme alla comunità locale nella chiesa parrocchiale per la messa solenne celebrata dal vescovo e animata dai canti della corale dei giovani della diocesi di Venezia.
dell'aula della Chiesa, ma che riempie il cuore. Siamo arrivati qui come pellegrini, come tanti che raggiungono questa Chiesa e sono accolti dal parroco che dà le spiegazioni che fanno entrare nello spirito di Papa Luciano e che danno vita. Quando era qui lui che parlava, venendo da prete, da vescovo, da patriarca, commentava la parola, magari brevemente. Noi abbiamo sentito la prima lettura, la necessità di una scelta tra gli idoli e Dio. Poi Gesù nel Vangelo di Giovanni dice chiaramente: molti tra voi non credono. E molti iniziarono anche in quel momento, davanti alle parole provocatorie di Gesù, a lasciarlo, a voltargli le spalle. Ma Pietro, colui che sarà la pietra fondamentale della Chiesa, dice: da chi mai andremo noi? Tu solo hai parole di vita eterna. Credo che ognuno di noi sente dentro il suo intimo tante rievocazioni della nostra vita, della nostra formazione cristiana, la conoscenza con persone che hanno testimoniato la verità di queste parole con una dedizione quotidiana. Lasciamoci prendere da queste ispirazioni intime che vengono in noi per il dono ricevuto già nel battesimo. Stiamo attenti anche perché è possibile per ognuno sprecare i doni ricevuti, non essere fedeli. E Papa Luciano diceva: ma se anche noi siamo infedeli, il Signore non ci abbandona mai, è sempre fedele, sempre siamo. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Dopo i saluti finali e la benedizione del Vescovo, i pellegrini si sono riuniti per la tradizionale foto di gruppo scattata da Luigi Guglielmi, ideatore del Cammino delle Dolomiti. C'è stato quindi il tempo per una visita al museo dedicato a Giovanni Paolo I, dove grazie alle spiegazioni delle guide della Fondazione Papa Luciani è stato possibile per i pellegrini approfondire ulteriormente la conoscenza del Papa Bellunese. Allora si inizia dalla prima bacheca, forno di canale, come vi dicevo, canale d'Agordo un tempo si chiamava così perché qui c'era un'antica attività estrattiva mineraria, poi il nome è stato cambiato in canale d'Agordo negli anni 60. Quindi Albino Luciani nasce il 17 ottobre 1912 a Forno di Canale. Il vescovo, nativo di Canale d'Agordo, ha quindi voluto offrire a tutti i pellegrini un aperitivo nel locale pubblico posto vicino a casa sua. L'esperienza si è quindi conclusa con il pranzo comunitario preparato da alcuni volontari della parrocchia di Rivamonte nell'asilo dedicato a Giovanni Paolo I, messo a disposizione grazie alla gentilezza e alla disponibilità delle suore che lo gestiscono. Dopo la tradizionale consegna della pigna di Larice, simbolo del Cammino delle Dolomiti, i pellegrini, molti dei quali ormai fedeli partecipanti a questa proposta di cammino, si sono salutati con la speranza di potersi ritrovare l'anno prossimo. La presenza spontanea e informale del vescovo, l'incontro e l'accoglienza con le comunità locali, la presenza di alcuni esperti, la collaborazione del volontariato, fondamentali per la buona riuscita dell'iniziativa, sono state il segno più bello e significativo di questa esperienza.